Un manifesto per la competitività perché nonostante quelli che sono definiti i cigni neri degli ultimi 3 anni, pandemia, guerra e crisi energetica, c'è voglia di fare impresa anche e soprattutto tra i giovani. Dal 2012 al 2021 le aziende guidate dagli under 35 sono diminuite di un quinto, meno 22,3%, nelle province di Padova e Treviso meno 21,2%. Ma proprio nel 2021 c'è un'inversione di tendenza che fa ben sperare perché si registrano 328 imprese in più. Siamo alla generazione del cambiamento, abbiamo una naturale predisposizione a questo, le parole della presidente Alice Pretto. Abbiamo affrontato 6 tematiche, ovviamente è una tesi ricca di spunti, di riflessioni, ci sono anche delle proposte, qualcuna un po' più provocatoria, ma non per sfidare, ma proprio per porre l'attenzione su delle tematiche che sono fondamentali per poi insomma, andare avanti in quello che è il percorso e il DNA di questo territorio, un territorio imprenditoriale, dobbiamo preservarlo, noi vogliamo custodirlo ma soprattutto vogliamo farlo crescere. La grande sfida è proprio quella del passaggio generazionale che diventa quasi obbligatorio. Prevedere un obbligo anche a livello legale poi ha senso o non ha senso, andiamo ad analizzarlo, proviamo a veramente riflettere sul perché oggi non è un tema centrale. Abbiamo tante imprese qui soprattutto familiari, imprenditoriali, poi per noi sapete il passaggio generazionale non è solo un passaggio che avviene nella famiglia, è un passaggio che può avvenire anche con dei collaboratori, con degli eletti, con delle aziende più grandi, è molto di più ma significa dare continuità. Giovani che non si fanno scoraggiare dal delicato momento storico tra aumenti e tensioni internazionali, ma nello scacchiere c'è un altro elemento che preoccupa più del caro energia il presidente del Polo del Gusto Illy, ovvero i cambiamenti dei mercati mondiali con la globalizzazione che cambia geometria. Si creeranno, immagino, 3 blocchi, quello dei paesi democratici, quello dei paesi autocratici capitanati dalla Russia e probabilmente resterà anche un gruppo di non allineati, quelli che cercheranno di tenere il piede in 2 scarpe. Però per le imprese italiane che esportano e che crescono grazie all'export, qualche limitazione temo che ci sarà. Nonostante le difficoltà legate soprattutto ai rincari che pesano sulle aziende, Assindustria Veneto Centro è impegnata al fianco degli imprenditori anche nella nascita di nuove realtà. L'associazione insieme a tutto il sistema e tutti gli stakeholder del territorio credono anche nel fare azienda e far nascere nuove aziende.